tutti, oggi è sabato 25 luglio e siamo in quel di Pinzolo alla 24 ore multisport Varrendena e con me Reinhold Armazzo, uno degli organizzatori di questa storica manifestazione che ha subito tante evoluzioni nel tempo ma che ci accompagna tutte le estati. Reinhold, come state per vivere questa 24 ore post-Covid? Allora, diciamo che quest'anno diventiamo maggiorenni, perché questo è il 18° anno, come hai detto tu, in forme e modalità diverse, però è il 18° anno che lo organizziamo. Ovviamente per via della pandemia che ha colpito tutti abbiamo dovuto cambiare ulteriormente, però ci sembrava giusto e corretto esserci per portare avanti questa storia che appunto dura da 18 anni, per cui in forma ridotta, però ci siamo anche quest'anno. Giusto, dicevamo in forma ridotta perché ovviamente di solito c'è soprattutto il clou, è la 24 ore in bici che poi era diventata una 6 ore, però ci sono comunque tanti altri sport nonostante tutto che ci terranno compagnia nel weekend. Sì, allora stamattina sono scesi parapendio, in mattinata hanno fatto una gara di bersaglio, cioè riuscire ad atterrare il più vicino possibile a un bersaglio che era qua vicino nel comune di Carisolo. Ci siamo con la percorrere a colori domani mattina. Il torneo di tennis del Tennis Club Pinzolo ha comunque voluto partecipare perché loro riescono ad esserci. Purtroppo la gran parte degli sport, beach, basket, beach volley e così, mi dimenticavo il pattinaggio su ghiaccio, non siamo riusciti a farli perché appunto per riuscire a mantenere i regolamenti derivanti dal Covid, però qualcosa c'è. Qualcosa c'è e per cui se siete nei dintorni, ovviamente armati di mascherina e tenendo il metro di distanza, potete venire qui a Pinzolo, anche perché stasera poi ci sarà Miss Varrendena e lo spettacolo. Bella d'Italia, come diciamo come brand non è proprio Miss Varrendena, ma verrà eletta anche Miss Varrendena all'interno di questo concorso nazionale, diciamo. Per cui sì, stasera in Piazza Carrera, domani sera sgrilli per ridere e qualcosa noi cerchiamo sempre di fare per promuovere la nostra valle. Quindi nel rispetto appunto di tutte le normative vi aspettiamo qui a Pinzolo, Piazza Carrera per gli spettacoli serali e poi appunto al tennis per il torneo di tennis e vedrete poi volteggiare il parapendio e le macchine storiche. Esatto, ci stavamo dimenticando di quelle, le macchine storiche che faranno un giretto in Val Genova nel pomeriggio, poi la sera saranno sempre qua in piazza. Le Goldwyn, delle moto particolarmente ingombranti ma molto, molto scenografiche, diciamo, che purtroppo dovevano fare un raduno qua in zona, non hanno potuto sempre per il Covid, le abbiamo accolte volentieri. Insomma, noi ci diamo da fare, speriamo che piaccia e venite perché ne vale la pena. Quindi vi aspettiamo in questi 2 giorni per festeggiare anche insieme il 18° compleanno della 24 ore Varrendena e buon proseguimento, a presto! Ciao a tutti, siamo al Tennis Club Pinzolo in compagnia di Francesco e sempre nell'ambito della 24 ore multisport di questo weekend si stanno giocando delle partite agguerritissime. Vuoi descriverci un po' cosa sta succedendo nei vari campi? Allora, questo è il campo centrale, è uno dei campi più belli che abbiamo in Trentino e su questo campo c'è una partita di doppio molto molto combattuta, quello in maglia azzurra è il nostro presidente che non molla una palla. Qui sul campo 2 c'è un altro doppio invece di soci che volevano passare un buon pomeriggio. Sul campo 3 e 4 ci sono allenamenti e ci sono altri incontri. Di là abbiamo il campo da padel nuovissimo perché ha veramente poche ore
e anche lì si sta disputando un incontro delle 24 ore multisport. Quindi abbiamo anche inaugurato il campo da paddle oggi. Sì, non ci poteva essere occasione migliore, il tempo è stato clemente con noi e con la nostra voglia ogni volta di aumentare e di alzare l'asticella un attimo dell'offerta. Ma poi tra poco il tempo non sarà più un problema, perché mi dicevi che fervono i preparativi per... Sì, sì, adesso abbiamo svelato questa bella sorpresa. Oltre al campo 4 che è stato coperto lo scorso anno, in settembre partiranno i lavori per coprire e poi in futuro anche chiudere e scaldare anche il campo 3, e quindi l'offerta diventerà veramente appetitosa sia per i soci che per i graditi ospiti. Quindi tennis a tutte le stagioni fra pochi mesi. Assolutamente sì, e per tutte le età. Fantastico, grazie mille Francesco, un buon proseguimento a tutti, facciamo il tifo per il presidente. Grazie allora. Poi, ecco sì, no, quello si può fare a gran voce. Vai presidente! Ciao a tutti e venite a trovarci al Tennis Club Pinzolo, che come avete visto ci sono un sacco di novità anche al di fuori della 24 ore. Ciao a tutti, siamo qui al bar-ristorante Cascate Nardis con Vanessa. Vanessa è uno dei titolari del bar e ci aspetta qui proprio in questo fantastico scenario ogni volta che si voglia fare una bella passeggiata rilassante. Vanessa, come sta andando la riapertura? Pian piano sta iniziando ad andare, il sabato e la domenica inizia a esserci abbastanza gente, dopo dal lunedì e venerdì un attimo meno, però dai, sembrerebbe che le cose pian piano stiano ripartendo, speriamo. Speriamo davvero, speriamo che inizi anche a fare un bel po' di caldo, così tutti vengono a trovarvi qui in questo posto dove c'è sempre fresco. Devo dire, essere sincera, che qui si sta sempre bene. Si sta bene, sempre bene, sì. E mi dicevi prima che siete in 3 fratelli a gestire l'attività, come va? Come vi siete organizzati? Sì, siamo 3 fratelli, uno gestisce il bar, uno la sala e uno il chiosco. E niente. È sempre un bel lavoro, insomma, impegnativo, però ha le sue soddisfazioni sicuramente. Fantastico, quindi mi raccomando a tutti quanti, appena sentite un po' di caldo, ma anche se non lo sentite perché lo scenario vale la pena, venite a trovare Vanessa e i suoi fratelli qui alle Cascate Nardis. Eccoci qua alle Cascate Nardis in compagnia di Luca Bresciani, il presidente della AMSI, Associazione Auto Moto Storica Italiana. Beccato. Chiariamo subito, non sono il presidente, no. Io sono un semplice socio dell'ASI e sono un appassionato di automobili d'epoca, ho qualche automobile e mi piace portare in giro la gente a vedere le nostre bellezze del Trentino. E qui siamo, come vedete, alle Cascate Nardis, un posto meraviglioso, e abbiamo un po' sfatato il discorso del Covid che purtroppo ci ha colpito in questi mesi, e qualche amico proprio in ottempranza del divieto Covid abbiamo cercato di prendere e portare a spasso un po' le nostre vecchiette, perché ogni tanto hanno bisogno anche loro di fare qualche giretto, e abbiamo deciso di venire ospiti qua dalla 24 ore a Pinzolo
e quindi oggi saremo qui alle Cascate Nardis, meraviglioso posto come sempre, e poi domani andremo a Madonna di Campiglio e a Campo Carlo Magno. Beh, direi un giro di tutto rispetto per sgranchire le ruote alle vostre ragazze, dai, diciamo così. Una curiosità, qual è la macchina più vecchia che c'è qui oggi? La macchina più vecchia è la MG che vediamo lì, che è del 1945, quindi una macchina anteguerra. Ha partecipato oltretutto anche alla Winter Marathon di quest'anno, che è stata una delle primissime gare disputate e l'unica finora, visto dopo la chiusura per il Covid. Poi abbiamo anche un bellissimo 1100 degli anni 50, che anche quello ad esempio può partecipare alla 1000 miglia storica, e poi man mano abbiamo un po' tutto un panorama anche delle auto degli anni 70-80 che hanno fatto la storia, tipo la Ferrari Mondial, tipo la Porsche 911, tipo altre macchine che noi vediamo qua. Dicevamo che abbiamo una Giulia anche che ha segnato un po' tutti gli anni 60 e 70, che è stata una delle prime macchine della famiglia, dove praticamente è uscito un po' l'orgoglio italiano, e lì anche ad esempio lo stabilimento dove era prodotta lavoravano più di 20.000 persone all'epoca. È stato un grosso successo italiano. L'Alfa Romeo è passata da pochi esemplari di un certo livello a una macchina per tutti. Fantastico, è bellissimo ripercorrere sicuramente con ogni macchina dei pezzi di storia, anche storia italiana, che ci rende sicuramente orgogliosi. E quindi chi è in zona lo aspettiamo anche domani, farà una bella sfilata partendo dal Crusetta al Bocenago fino ad arrivare a Campiglio, e quindi visto che il meteo è anche buono vi auguriamo di divertirvi tantissimo. Certo, auguriamo a tutti questa bella passeggiata, e anche i turisti che sono in zona potranno godere di questo passaggio, di questo piccolo assaggio del motorismo storico italiano. Quindi ringraziamo Luca, che comunque il piglio presidenziale ce l'hai, quindi magari alle prossime elezioni io mi candiderei. Ti ringraziamo anche tutti gli altri appassionati che hanno fatto questa bellissima sfilata di auto d'epoca, che si stanno divertendo tantissimo qui nella fantastica cornice della Varrendena, nell'ambito della 24 ore multisport della Varrendena. A domani! Grazie a voi e grazie al Trentino e alla Varrendena che ci ospita. Siamo qui con Sergio e Luisa della Goldwing Club Italia, e che hanno portato le loro Goldwing insieme anche alle auto d'epoca in questa bellissima cornice delle Cascate Nardis, e hanno sfruttato questa giornata fantastica di sole. Direi che è andata molto bene, vero Luisa? Molto bene, una bellissima giornata, a differenza di ieri, Esatto. Ottima, ideale proprio. Perfetto, e come avete vissuto purtroppo questo momento di stop dovuto al Covid? Siete riusciti a organizzare qualcosa, queste passeggiate estive? Avete altri progetti? Allora, abbiamo realizzato qualcosa, stiamo cominciando a realizzare qualcosa adesso, perché il nostro, essendo un club a livello nazionale, abbiamo dovuto un po' combattere con le problematiche delle varie regioni. Adesso si comincia a fare qualcosa timidamente, e siamo qua appunto per promuovere quello che faremo il prossimo anno qua in Varrendena. Dai, allora adesso così mi serve un'anticipazione, la chiedo a Luisa, me la dici tu? Allora, già quest'anno noi avremmo dovuto fare la nostra manifestazione principale, che è un raduno internazionale, e purtroppo per quello che è successo è saltato. Lo riproporremo l'anno prossimo con l'aiuto di tutta la valle, principalmente di Caderzone e di Strembo, dove saremo ospitati al Parco Duccoli. Direi che quindi abbiamo un anno di tempo per organizzarci e venire a vedere le Goldwing tutte quante alla manifestazione che ci sarà l'anno prossimo. Quindi grazie intanto di essere venuti a trovarci nell'ambito della 24 ore multisport, e poi l'anno prossimo abbiamo tutto un anno per renderlo ancora tutto più bello, quindi ci vedremo presto. Assolutamente, arrivederci al prossimo anno dal 1° al 4 di luglio. Sono già le date, quindi segnate.
Eccoci qui, siamo al Parco Crosetta dove si chiude la 24 ore multisport della Varrendena. Sento dei rumori, dei movimenti dietro di me, ma sarò professionale e continuerò avanti, proprio come mi ha insegnato Elio Proc, che salutiamo tantissimo. Salutiamo anche lo staff organizzatore, salutiamo i ragazzi delle auto storiche, salutiamo Sandro Ducoli, salutiamo tutti i ragazzi dello staff, salutiamo veramente gli sponsor che quest'anno comunque ci hanno sostenuti facendo il tifo, perché è stato un impegno anche quest'anno, anzi forse la più impegnativa dal punto di vista dello sforzo, del coraggio che ci è voluto per poter organizzare tutto rispettando le normative. Quindi un grazie a tutti, ci vediamo nel 2021.